Friuli Venezia Giulia's centre-left opposition has presented data showing a sustained decline in the region's healthcare attractiveness between 2018 and 2025, accusing the regional government of failing to reverse falling patient numbers and rising staff departures. Che c'è una riduzione dal 2018 al 2025 dell'attrattività, che è un player fondamentale per una regione, che permette anche alle belle eccellenze che abbiamo di esprimersi al massimo. Probabilmente appunto pianificazione da parte della giunta regionale ha portato a questi effetti, una regione quindi che attrae meno pazienti dalle regioni contigue, mentre appunto fino a più di qualche anno fa eravamo dei grandi attrattori di persone che venivano a curarsi nella nostra regione, con un conseguente poi naturalmente corollario per tutto ciò che determina questo, quindi il fatto stesso che magari anche meno professionisti decidano di venire a lavorare in Friuli Venezia Giulia o che alcuni se ne vadano dal sistema pubblico. Una sanità più debole, la Giunta Fedriga non ha risolto nessuno dei problemi che ha enunciato, ma i problemi si sono ulteriormente aggravati a fronte di ingenti risorse di cui la Giunta ha avuto a disposizione in questi anni. I cittadini sono più soli perché non trovano risposte, ma soprattutto se ne stanno andando anche i professionisti dalla sanità e quindi la situazione è molto delicata e difficile e i cittadini lo stanno vivendo ogni giorno.